Sono gli campanis perché che riguarda che Areante, parviodi per le feste? Bene, per festa, così la in che sono in teschiase, se sanno che hanno di no? Manca mezz'ora è messa, allora sanno che hanno arrivano. Ecco che arriva la mia amica, come se ne viene i campanis, anche ieri. Finalmente che si torna a rivivere questa festa tradizionale in questo paese, San Lorenzo. Speriamo ogni anno meglio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Festeggiamo San Lorenzo, il patrono di questa chiesetta, patrono di Reant. Ogni anno ci troviamo qui a festeggiare questa festa. Quindi adesso iniziamo con la processione, dopo la processione facciamo il ringraziamento e poi con la benedizione finale. Ascolta chi ti chiama. Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. L'ardore della tua carità al diacono San Lorenzo e lo hai reso fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Sono così contenta oggi perché dopo tanti anni sono tornata a Reant a cantare in questa bella chiesa e questo borgo che è meraviglioso. Mi hanno sempre fatto tanta festa. Io adesso ringrazio tutti e voglio ringraziare una persona che so che questo signore che sta filmando conosce bene, Aldo Taboga. Io lo saluto tanto. Ciao Aldo, mandi. Stiamo festeggiando San Lorenzo qui a questo piccolo paese che si chiama Reant. E dopo messa c'è da bere, c'è da mangiare e poi riposare. E facciamo una diciamo tombola familiare. 80 88 cartella 434. Va bene, pagabile. Perfetto, e poi l'altro Torigo? l'altro così, dai, non togli tanto, società di che, dai. Ringrazio l'organizzazione, bella festa, prima volta che vengo qua in quel di Reant, in questa occasione di festa. Sono venuto anche altre volte, è un bel posto, un bel borgo e quindi merita assolutamente venire qua, dare un'occhiata. Peccato che non c'è un'osteria o qualcosa per fermarsi, bere qualcosa e mangiucchiare qualcosa. Brava cara.
Ok. Penelope, vai in giù. Si conosce?